E torniamo in diretta, signori, sempre la consuetudine. Questa volta abbiamo la biretta italiana e Cnusa, che poi mi hanno detto qualcuno, ma chi la fa? La fanno in Germania, che cazzo me ne frega, è italiana, è sarda, il mio amico è sardo e io bevo la sua birra. Comunque, siamo qua ricordando sempre e dando sempre, per cortesia, state a casa perché se no non ne veniamo fuori. Pensate che mi è arrivata notizia che ci sono certi vecchietti, soprattutto i vecchietti, che vanno a fare la spesa, ma vanno a fare la spesa come? Vanno la mattina, prendono un litro di latte, poi tornano al pomeriggio e ho dimenticato il formaggio, poi tornano ancora un po' pomeriggio, ho dimenticato un'altra cosa, prendono scontrini da 1 euro, 2 euro, quindi si fanno 3 passaggi al supermercato, così fanno la camminata. Non va bene, porca puttana, non va bene. E fatemi dire sta parolaccia, non va bene. Uno va a fare la spesa una volta, 2 al massimo a settimana, prende quello che deve prendere e torna a casa. Orca, vergognosissimi, dai, se no non ne veniamo fuori, arriviamo a giugno, luglio, ottobre, non ne veniamo fuori, porca puttana. Allora, scusandomi della parola, però mi viene nervoso, mi viene spontaneo, anche perché io lavoro in ospedale e vedo delle cose vergognosissime. Comunque, allora, è un mio amico di Milano, questa l'ho raccontata tempo fa, ma non so se è su questa nuova rubrica, quindi ve la racconto. C'è un mio amico di Milano, barbuzientissimo, che mi ha telefonato l'altro giorno e mi ha detto, Gala, tu vedo se robe, una roba io non ho mai veduto che robe ca. E lui pensa che a Milano, come le due serate, e pensa che io a Milano, che lavoro a Milano, è una metropoli meravigliosa, pensa che è vite, a Milan e erano robe, pensa che una sera io ho lavi fu e sentite la diretta, ho lavi fu e sono andato una sera con una che si chiamava Samantha, le sere dopo con una che si chiamava Luana, le sere dopo sempre a Milano con una che si chiamava Veronica, robe vergognosissime, e una sera dopo sono andato con una che si chiamava Roberto. Sì, ma scusa, Roberto è un nome. Una nebbia a Milano. Signori, vi diamo l'appuntamento forse a domani con questa bella immagine con Berto, vedete Berto, attenzione, vediamo se c'è Berto, eccolo lì Berto, sempre con me, Berto cane esperto. Ciao, 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 Casa Galax.